Un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati a un'altra puntata di Auto da Fè, dove si scoprirà come mai un libro che parla di lotta continua è in cerca di editore, perché nessuno lo vuole pubblicare. Perché la destra, la sinistra, sopra, sotto, sono concetti molto relativi. Sentirete che bei personaggi che si danno la mano l'un l'altro e capirete perché più o meno nessuno lo vuole pubblicare e perché è una roba che sembra vecchia stantia di tanti anni fa, lotta continua, sia il movimento politico che le pubblicazioni settimanale e poi quotidiano, da cui nascerà anche Reporter, anche questo è interessante, Enrico De Aglio, eccetera, eccetera, perché sta roba vecchia stantia invece dà un po' di fastidio, un po' o tanto, chi lo sa, ancora oggi. Comunque esemplificativo di che cos'è questo bel paese. Buon ascolto. Buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e buongiorno a Felice Manti, caporedattore de Il Giornale, collegato con noi. Buongiorno Felice. Buongiorno. Buongiorno all'avvocato Ivano Cimatti, che adesso io presenterò brevissimamente. Buongiorno avvocato, grazie anche a lei per essere qui con noi. Buon pomeriggio a voi, a tutte e Allora, due. l'avvocato Ivano Cimatti è appunto avvocato, civilista con esperienza nel campo tributario, se non vado errato, avvocato Cimatti, con lunga esperienza nel campo tributario, ma oggi parliamo non di legge o di tributi e fisco, quanto piuttosto di una sua fatica, diciamo così, letteraria. Più che letteraria è una fatica di cronaca e di inchiesta, della quale parleremo a breve. Non è unica, perché lei ha scritto, se non sbaglio, avvocato nel 2021, due biografie, La morte di Gian Giacomo Feltrinelli e L'impero di Sindona. Nel 23 ha pubblicato un libro che ci avvicina all'oggetto di cui parleremo oggi, all'argomento di cui parleremo oggi. Il libro si intitola Il potere che offende, quando Luigi Calabresi denunciò Lotta continua per Pendragon Editore. E in questa diciamo, ricerca, mano a mano, lei si è addentrato in un mondo che ci riserverà parecchie sorprese, come capiremo oggi conversando con lei, che è quello di lotta continua, giusto appunto, no? Come si avvicina a questo universo che in realtà ne contiene tanti altri, come vedremo, e anche di inaspettati e di incredibili per certi versi? Come ci si avvicina, avvocato Cimatti, in partenza, partendo dalle origini? Beh, stavo facendo degli studi. Beh, io prima di questi studi storici ho scritto parecchi articoli e saggi di storia del diritto. Ho sempre cercato di capire le fonti, sempre, quindi anche quando ho scritto di diritto agrario, tributo, quindi ho sempre frequentato gli archivi, perché volevo capire l'origine delle norme. E in una di queste occasioni, 2016, ho iniziato a conoscere il mondo degli storici, che poi sono un po' gli storici che vanno in archivio, sono molto pochi, non sono tanti. Questo purtroppo penso che Felice lo sappia meglio di me, insomma, molti, il dottor Felice Manti lo sappia meglio di me, insomma, in genere gli studi storici riscrivono, utilizzano altre fonti scritte, le cosiddette fonti secondarie. Io invece, vabbè, forse perché sono avvocato, no. Quindi mi sono avvicinato e in una di queste occasioni incontrai all'Archivio Centrale dello Stato a Roma alcune persone che erano i vertici del fu Lotta Continua e mi chiesero di aiutarli, ma questo parlo intorno al 2019-20, e li ho aiutati. E poi in una di queste occasioni mi fu detto: lei che è avvocato, perché non studia quel processo, il famoso processo che io, anche quando feci l'università, un professore di procedura penale mi parlò, perché fu il processo Calabresi Lotta Continua, fu forse il primo vero processo politico italiano. Poi dopo, insomma, quindi è questo. E iniziai. All'epoca, come
come tante persone, ero affascinato da, diciamo, da queste persone, vabbè, insomma, anche senza fare nomi. Ero convinto che, anche per tradizione familiare, che, insomma, che rappresentassero elementi evolute della sinistra italiana culturale, quindi la punta di diamante, così. Solo che poi, vedendo le carte, appunto, le Sì. fonti, gli atti processuali, ho cominciato a Ecco, dubitare. intanto devo dire, chiedo subito anche a Felice Manti un giudizio introduttivo, una piccola analisi introduttiva, che effettivamente quello che l'avvocato Cimati ci ha appena detto lo si riscontra leggendo questo libro. Libro in cerca di editore, poi forse alla fine capiremo anche perché questo libro è ancora in cerca di editore, perché penso che dia fastidio a non pochi di queste menti brillanti e di questi illustri protagonisti anche del giornalismo italiano attuale, perché Lotta Continua fu una fucina di personaggi che sono in primissimo piano tutt'oggi sulla scena politico-giornalistica o giornalistico-politica. Ecco, quello che colpisce Felice è che qui c'è una quantità di documenti che vengono consultati alla fonte, come diceva l'avvocato, cioè andiamo a vedere gli organismi societari, andiamo a vedere le persone che li compongono, le camere di commercio, le visure camerali, cioè qua non si scappa, ci sono dei dati di fatto, no? E questa è abbastanza una rarità, partire dai fatti, o no, Felice? Sì, infatti lui fa un lavoro di ricostruzione storica su una vicenda che non è mai stata, non ha mai avuto una verità, diciamo, conclamata, nel senso che si è sempre saputo che c'era questo giornale che faceva politica, faceva militanza e rappresentava una delle tante spine nel fianco del Partito Comunista che portava il manifesto, no? Che portava comunque delle voci di dissenso rispetto delle posizioni anti-atlantiste o filatlantiste, anti-europeiste o filoeuropeiste. Poi il Partito Comunista ha cambiato tante identità e tante facce in questi anni, tant'è che neanche lui sa più riconoscersi in alcuna. Però diciamo un lavoro storico di ricostruzione del peso che Lotta Continua ha avuto nella storia italiana non era mai stato fatto in maniera così approfondita. Qui il merito va riconosciuto perché ovviamente ricostruire la verità è un lavoro molto faticoso. Noi giornalisti lo sappiamo perché non ci consideriamo a torto ragione degli storici del quotidiano, per cui noi ogni giorno nel quotidiano cerchiamo di ricostruire la storia per quello che ci è dato sapere. Il lavoro di chi ha fatto il professor Cimatti è molto più profondo perché prende delle carte e cerca di ricostruire in base a queste carte quello che era il clima di allora. Ciò che emerge è una cosa che bene o male si pensava, e che cioè la CIA gli americani avevano capito che l'Italia, per la sua peculiarità, uno Stato non Stato, un'espressione geografica, un punto di contatto tra Oriente e Occidente, ma anche tra Nord e Sud del mondo, non poteva finire in mani, tra virgolette, sbagliate, perché era cruciale nello scacchiere internazionale, no? Per cui chiunque comandasse o governasse doveva in qualche modo avere, come dire, degli elementi di contatto con gli americani. Ecco, Felice, Sappiamo, ti invito se possibile ad avvicinare il microfono, così ti sentiamo anche meglio come qualità di audio. Ecco, sappiamo che gli sì, americani hanno legittimamente provato, insomma, a partecipare a questa forma di governo, di questa sì, governance del paese. L'hanno fatto in maniera, tutto sommato, ragionevole, cercando di condizionare nel bene e nel male l'attività politica, perché l'Italia era il paese col Partito Comunista occidentale più forte ed era il paese che, se fosse caduto, diciamo, a sinistra, sarebbe stato un guaio per tutto lo scenario occidentale. Quindi il fatto che la CIA avesse sì, perché cercato di questo infiltrarsi, eh, dimmi. no, dico, Il questo è fatto un che la po' CIA avesse cercato di infiltrarsi dentro i partiti, dentro i movimenti studenteschi, dentro i giornali non deve sorprendere. Quello che sorprende è la modalità che ha scoperto Cimatti, cioè il fatto che di fatto non ci fossero troppi, come dire, sostituti tra delle figure che chiaramente fanno riferimento all'intelligence americana, sì. chi ha effettivamente governato questo fenomeno editoriale. Per cui la cosa che noi oggi veniamo a scoprire è che di fatto l'FBI, la CIA, scusami, è stata l'editore di Lotta Sì, Continua. esatto. E questo abbia inciso sulle scelte politiche, sui messaggi che Lotta Continua voleva portare liberamente, noi ovviamente questa cosa non la sappiamo, ma certamente questo è un fatto nuovo
che merita di essere raccontato come abbiamo cercato di fare noi sul giornale. Non voglio spoilerare troppo perché voglio che sia il professor Cimatti a aiutarci a comprendere le ragioni Sì. che stanno alla base di questa capacità di penetrazione, che ovviamente sono più o meno quello che ho detto io, cioè la necessità che avevano gli americani di aiutare il processo democratico italiano e impedire che le forze di sinistra Certo, questa governassero. era la motivazione politica base, però avvocato Cimatti la chiamo in causa subito perché parto proprio pedissequamente seguendo quello che lei scrive. Allora, cosa si documenta nel suo libro innanzitutto? Che Lotta Continua nasce da Potere Operaio ben prima della strage di Piazza Fontana, tanto per dire una cosa di fatto, no? E oggettiva, il 1° novembre del 69. E non nasce fra gli stenti di proletari rivoluzionari, ma pubblicato il settimanale Lotta Continua da una grossa società editrice. Già nel 78 un pamphlet intitolato La rosa rubata parla di legami economici equivoci, come ricordava Felice poco fa, tra Lotta Continua e un ex agente della CIA, Robert Hugh Cunningham. Ma saranno la Commissione parlamentare stragi e la Commissione P2 ad accertare ufficialmente, anche in sede parlamentare, opachi rapporti, inspiegabili flussi di denaro, dice la Commissione parlamentare stragi, che però si ferma lì e non approfondisce. La commissione di indagine sulla P2 scopre che Licio Gelli è in possesso di un fascicolo riservato del SID, il Servizio Informazioni Difesa, Servizio Segreto Militare, sul finanziamento del gruppo Lotta Continua. Le relazioni tra Lotta Continua e le tipografie che pubblicano il periodico di Lotta Continua, lei lo documenta e lo scrive apertamente, quello che diceva Felice poco fa, sono a tutti gli effetti parte di una operazione, una covert operation, cioè un'operazione coperta clandestina sotto la supervisione della Central Intelligence Agency, della CIA americana. È una bomba, avvocato Cimatti, tutta sta roba qua già in partenza. Poi vedremo che ci sono altri addentellati incredibili in questa storia, perché non ci fermiamo qui, no? O sbaglio? In realtà non è una bomba perché già nel 78, o Ecco, meglio, appunto. già l'unità, il giorno che il 12 aprile del 71, quando il primo quotidiano, il primo numero quotidiano Lotta Continua, ma chi vi paga? Anche dopo, però non era che, insomma, erano delle informazioni che giravano anche nei libri, però la grande massa dei storici, giornalisti, commentatori, niente, non hanno nessuno, quindi io sono andato più a fondo, ecco, io rispetto agli altri sono andato un po' più a fondo, cioè ho tratto quell'informazione che, insomma, ripeto, era già nel 78 e ho cercato di capire chi fossero queste persone, questi, tramite fonti americane. Però non è che, diciamo, ho scoperto io, perché, ripeto, era già, in parte già si sapeva, però nessuno ha mai detto niente. Tempo fa ho parlato con alcuni ex membri della commissione parlamentare stragi, quella lì, e loro mi hanno detto, ah, ma no, ma sì, ma insomma, lasciamo perdere, come lasciamo perdere? Insomma, era questa l'impressione, che fosse meglio così, insomma. Non so se Ecco, mi spiego. avvocato, chi è Robert Hugh Cunningham? Lei lo scrive dettagliatamente nel suo libro, chi è? Io glielo chiedo a beneficio di chi ci sta seguendo adesso, no? Beh, Un uomo della CIA di altissimo profilo, che ebbe a che fare con le operazioni che collegavano un tentativo di buttare giù Castro con l'aiuto della mafia italiana. Operò contro Aristotele no, Onassis non perché... americana, quella di Chicago, ecco, con la mafia proprio italo-americana, diciamo. quella efficiente, quella Eh. buona. Operò, dicevo, contro Onassis, sempre in ambito CIA, perché Onassis se la intendeva con gli arabi. E diciamo è una persona di tutto rispetto, perché verrà poi sepolto Cunningham nel cimitero degli eroi d'America, all'Arlington National Cemetery, no? E quello, Nell'estate del 64 pianta il piede in Roma con diciamo così, dando vita a un quotidiano che pochi forse hanno letto, ma che era uno strumento della CIA, il Rome Daily American. Ci dice o lei il resto? meglio, già E come c'era. arriviamo a Lotta Continua? Allora, in realtà fu fondato il Roma Daily American nel 1946 Sì, da tre redattori del giornale delle Forze Armate Americane. È sempre stato, come già disse Woodward, insomma, quelli del Watergate della CIA. Lo mandano qui nel 64 assieme alla famiglia e quindi diviene l'editore assieme a Mac che era un altro diciamo un non operativo
ma era un civile prestato, Samuel Sì. May, che era proprio quello che di fatto ha fondato la società di pubblicitaria, la Thomson, e poi il Time non il giornale, appunto il periodo. Quindi creano, ma perché nel 64? Perché nel 64 è l'anno nel quale gli americani tentano di influenzare la politica italiana con i governi di centrosinistra, sempre per isolare il Partito Comunista. Quindi scommettono su questa, scommettono che dando vita a questi governi di centrosinistra, fra Mauro e il PSI, parte del movimento operaio si possa allontanare, e quindi andava rafforzato. Solo che poi dopo, come tutti sappiamo, il centro-sinistra, il primo, quello fra la DC e il PSI, fu un fallimento. Nel 68 c'è il salto di qualità, si rendono conto che appunto che questo tentativo è fallito, che il PC, specialmente alle elezioni del maggio 68, continua a crescere, non di tanto, però insomma continua a insomma, non è che aumentasse dei decimali, però però continuò a mantenere un peso molto forte, soprattutto negli enti locali, ed è da lì che con altri studi oddio, è andato via Felice? No, lo vediamo. Ok, perfetto, ok. Nel 68 la CIA e il Dipartimento di Stato si comprendono i punti deboli del partito, che cioè il movimento studentesco e i giovani, e il femminismo, così via. Quindi è da lì che diciamo, è il salto di qualità. E Lotta Continua nasce formalmente giugno-luglio 69, però il giornale nasce nel 69 con un editore che ci mette un sacco di soldi, ma tanti soldi. E questi ragazzotti non c'erano né soldi né esperienza. È come se io a 24 Sì. anni mi dicessero vuoi stampare 100, ma così. È difficile pensare che un editore professionale, insomma, ci mettesse tanti soldi per niente, e da lì poi sino alla fine poi hanno cambiato anche altre tipografie o anche gruppi, però erano tutti gruppi diciamo borghesi, dai, insomma, era questo la cosa strana. Ecco, questo Cunningham, avvocato Cimatti, Robert Hugh Cunningham. Sì, esatto, per rispondere a questo. Sì. Con dei documenti che ho trovato, lui è quello Sì. che prima inizia nel servizio segreto militare. Anche la moglie stava nel servizio segreto all'interno del Nadine Cunningham. Anche lei era prestata al Dipartimento di Stato, ma stava dentro la CIA. Lui dal 50 fino al 64 è responsabile della divisione logistica della CIA, cioè in pratica di quella divisione che si doveva occupare fino al 64, che si doveva occupare proprio di tutti gli aspetti pratici, fornimento di materiale, di logistica, Sì. di posizionamento. Quindi non era proprio, tant'è vero che ho trovato decine di documenti a firma suoi, anche in collegamento con i vari direttori della CIA, perché, che ne so, se doveva, e poi era in contatto con diversi agenti, chief of station, quelli appunto responsabili, quelli che, insomma, che dal 50 al 70 hanno fatto cose, come dire, come posso dire, cioè, hanno cambiato il corso della storia in Siria, in Libano, in Iran, in Cile, a Cuba, tutte persone operative. Diciamo che questo uomo CIA di altissimo profilo, Cunningham, diventa l'editore, tra virgolette, ma cede anche i locali come redazione di Lotta Quello poi Continua. dopo sì. Di Lotta Continua, la sede nazionale sarà la stessa, e poi
per dirne una, però non guarda né a destra né a sinistra, non si fa scrupoli, perché pubblicherà anche il primo numero del settimanale Nuova Repubblica di Giano Quello però Accame, prima, neofascista, nel quello 66. quello Esatto. prima però. E anche aveva pubblicato già in tutt'altro campo politico la rivista marxista alla sinistra di Lucio Colletti, che uscì dal PC. Quindi diciamo, non si pone problemi anche a pubblicare l'umanità del PSD successivamente, no? Per cui curiosamente Lotta Continua condividerà sede editore anche con l'umanità del PSD, il partito più filoamericano E questo non è mai uscito. Cioè, per oltre un anno, i compagni di Lotta Continua hanno condiviso gli spazi con i compagni del PSD di Cariglia, di Longo, di Saragat, che insomma è difficile definirli, insomma, secondo l'ottica di Lotta Continua, dei compagni. Ecco, ma i fondatori di Lotta Continua lo sanno chi è questo qua, no? Ovviamente. Però non se lo ricorda nessuno. A loro insaputa, tutto a loro insaputa. Non se lo hanno ricorda mai saputo nessuno. niente, nulla. Io con diversi di loro I ci ho fratelli parlato. Sofri, eccetera, lo sapranno, che sapranno con chi hanno condiviso tutto. Ma davvero, l'avessimo saputo. Ma guarda un po', se l'avessimo saputo. E poi c'è questo personaggio eccezionale, il figlio del primo editore. L'editore primo era Andrea Caprotti. Poi ne parliamo perché merita un sì. focus a parte, Caprotti padre e figlio, no? Perché immagino, Felice, che anche tu ti sia fatto qualche saltino sulla sedia leggendo alcuni passaggi di questo libro dell'avvocato Cimati, no? Sì, ma allora guarda, lì il problema è, come dire, ragionare in termini di realpolitik, no? Io non mi sono sorpreso del fatto che la CIA potesse condizionare e infiltrare, no? Un posto come Lotta Continua. Io mi sorprendo del fatto che questa verità sia rimasta taciuta per 50 anni. Perché il vero problema non è il fatto che la CIA abbia fatto, detto, brigato, disfatto, forcato, come ha fatto in altri paesi occidentali, ma il fatto che a nessuno sia mai venuto in mente di andare a vedere che cosa si nascondesse in queste carte. Oggi è molto facile dire che le Brigate Rosse non hanno agito da sole nel rapimento Moro perché c'erano gli interessi, no? È molto facile dire, come ha fatto un altro scrittore molto bravo, che è Ezio Cavazzeni, che la verità sull'attentato a Giovanni Paolo II è stato, diciamo, forse opera dell'esercito di liberazione armena, perché c'erano degli interessi anche di questi armeni nel voler uccidere il Papa. Cioè, il problema è come è possibile che queste verità siano rimaste sepolte, nonostante il fatto che queste vicende, queste storie, siano teoricamente state passate al setaccio dalla magistratura, dagli ordini giornalistici, dagli storici, banalmente dagli scrittori, perché appunto hanno rappresentato, diciamo, nel panorama, nel complesso panorama politico degli anni 70, un punto di riferimento. Quindi è una questione naturale cercare di comprendere anche le ragioni che hanno portato alla scissione interna dell'operaio. C'è qualcuno che dice che in realtà la Lotta Continua nasca direttamente dal movimento studentesco senza passare per l'operaio, ma queste sono considerazioni che lasciamo appunto agli storici, no? Però il tema è che non si è mai voluto indagare fino in fondo su cosa ci fosse dietro, e non necessariamente per andare a cercare padrini o padroni, ma semplicemente per capire le origini di un fenomeno complesso come Lotta Continua. Neanche, ripeto, nonostante il fatto che poi Lotta Continua, stando alla verità giudiziaria, che è sempre, come dire, oggetto di discussione tra giornalisti, e lo sappiamo benissimo che a volte la verità giudiziaria, anzi ormai quasi mai corrisponde alla verità storica, di fronte a una verità giudiziaria come quella del commissario Calabresi di un omicidio politico nato in un contesto politico, non si sia fatta, neanche i magistrati che hanno come dire, passato al setaccio quelle motivazioni, quelle dinamiche, quelle logiche, siano riusciti a risalire fino a questo punto. Quando la ricostruzione che fa Cimatti nel suo libro è tutto assolutamente chiaro, pacifico e addirittura, come ricordava anche lui prima, ben noto, perché già nel 78, in un'intervista a Panorama, no? Cunningham, di fatto, insomma, la CIA, esponenti della CIA importanti, ammettono che c'era dietro. Poi è chiaro che noi stiamo guardando un fatto di ormai quasi 50 anni fa, sì, con gli occhi dell'oggi, no?
la cultura woke che in America ha fatto tantissimi danni ci insegna che non ci si può accostare all'analisi di quei fenomeni con gli occhiali dell'oggi, perché ovviamente l'immagine verrebbe sfocata, come la mia, che devo trovare un equilibrio tra gli occhiali, perché sono in questa fase tra miopia e presbiopia. Però questa metafora voglio giocarmela perché il professor Cimatti ci aiuta a guardare più da vicino delle cose che noi abbiamo sempre guardato da lontano, come se non ci riguardassero. Invece purtroppo quei protagonisti ce li troviamo ancora oggi nel dibattito politico, nei principali media, dentro i partiti, così come le Brigate Rosse e altre formazioni più o meno culturali, terroristiche, no? Siamo pieni di cattivi maestri, uno ci ha lasciato da poco senza aver pagato fino in fondo il suo debito con la giustizia, per dire che ancora quegli anni lì e la valutazione di quegli anni è molto molto difficile farla con gli occhiali dell'oggi. Però la lettura dei documenti ci aiuta a comprendere che già allora queste questioni erano in qualche modo emerse. L'elemento molto interessante che ha scoperto Cimatti era che, per esempio, il liquidatore della società editoriale Lotta Continua fosse la tessera numero 300, se non ricordo male, della loggia P2, sì, dottor Francesco Cruppi, se non sbaglio. Poi ci arriviamo, perché questo è un altro dettaglio avere interessante. la titolarità di diventare. Ma però questo dice tutto, perché no? Dovrebbero essere due mondi diametralmente opposti che invece in qualche modo trovano un punto di congiunzione. Ecco, e allora... tra l'altro, Cimatti, lei diceva prima, citava prima l'Unità, il quotidiano del Partito Comunista, che si domandava da dove arrivasse la montagna di soldi, effettivamente una montagna necessaria per tenere in piedi tutta la organizzazione di lotta continua, non soltanto le pubblicazioni a stampa, ma anche tantissime sedi e via dicendo. Da dove arrivano i soldi? Si domandava il quotidiano L'Unità. Lei ha cercato di rispondere, ma ha anche scoperto che, per esempio, c'è una cosa molto curiosa, che è emerso anche in sede di procedura fallimentare, che Lotta Continua ha smarrito, tra virgolette, la documentazione contabile delle sue origini. L'amministratore ha denunciato il furto della propria automobile, dove incredibilmente lui teneva la documentazione contabile di Lotta Continua, che mi sembra un posto già molto bizzarro, diciamo, dove tenere i documenti contabili di un'organizzazione, o no? E i tribunali, diciamo, e coloro che curano il fallimento non si pongono questo problema, avvocato Cimatti. No, perché? È normale tenere Non si in pongono macchina... neanche il problema di dove arrivino i soldi, perché era giusta la domanda dell'Unità, no? Una sede nazionale, 150 circoli locali, un giornale, tipografia per un tot di anni, tra l'altro sotto l'interesse del Servizio di Informazioni di Difesa, il SID, di cui dicevo prima, e della Divisione Affari Riservati del Ministero dell'Interno, che fanno numerose annotazioni sulla lotta continua. Però negli archivi della Camera di Commercio, lei scrive, non c'è niente. E la documentazione contabile, uno dice, ma hanno rubato la macchina, non c'è più. Sta in piedi questa roba qua. Ma allora le dico anche una cosa che apparentemente non c'entra direttamente con Lotta Continua. La più importante tipografia del movimento dell'estrema sinistra romana, ma era di tutta l'estrema sinistra, non solo di Lotta Continua, il centro grafico GPR, ripeto, che occupava circa 800.000 metri quadrati, ma di tutto, fino agli anni '80, finì con il PDUP, iniziò con gli atti, pubblicava gli atti del Partito Comunista albanese, cinese, ungaro, insomma di tutti, era gestito da una casalinga. Casalinga di Perugia. Sì. La signora Fuscelletti. Esatto, mai attenzionata dalla polizia, mai. E poi, per inciso, questa signora, questa, sì, che insomma, classe 1917, pubblicava anche dei speciali di lotta continua, collezionando querele, però niente, come niente fosse. Un contratto in nero. No, poi anche lì ci arriviamo perché c'ha dell'incredibile questa storia su molteplici aspetti che lei documenta. Lei citava prima un nome, no? L'amministratore della società Gestioni Periodici
che dichiara che il periodico Lotta Continua viene stampato a Milano in via Zuretti, dove tra l'altro avranno sede anche numerosi giornali molto particolari, fino al filone porno che negli anni 70-80, anche lì curiosamente vedrà insieme gente che era a sinistra e che era a destra che fa il giornalista per questi nuovi giornali. Ma questo è un altro capitolo. In ogni caso, l'amministratore della società Gestioni Periodici dichiara che Lotta Continua è stampata da lui in via Zuretti a Milano. Questa società editrice Gestioni Periodici pubblica diversi organi di stampa, fra cui settimanale d'inchiesta ABC, è vicino alla Confindustria e l'amministratore è questo Andrea Caprotti di cui lei parlava prima. Un imprenditore molto vicino a un altro dei grandi nomi oscuri della nostra storia, cioè Federico Umberto D'Amato, funzionario di primissimo livello del Ministero dell'Interno e direttore dell'Ufficio Affari Riservati. Cioè, in pratica, quello che aveva sotto i suoi occhi una quantità di dossier di informazioni riservate enormi. Tra l'altro morì, se non sbaglio, con ancora sul capo l'accusa di essere tra i mandanti alla strage di Bologna, questo non so quanto sia vero, ma insomma un uomo che di cose oscure si è occupato tutta la vita. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno cari amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà. Come la va? Spero bene, sono tanti anni ormai che noi ci sentiamo più o meno tutte le mattine. Speriamo di sentirci ancora per altri 20 anni, magari non 20 anni, facciamo 10, dai, facciamo 10 anni. Questa mattina, come mai da 20 anni a questa parte, è arrivato il momento di parlare un po' in maniera più dettagliata, più chiara, della nostra crema alla bava di lumaca Rimas. Perché? Perché adesso c'è il cambio di stagione, quindi la nostra pelle subisce uno shock termico. La pelle è un organo del nostro corpo umano, noi la pensiamo così, la crema, quando pensiamo alla gestione della pelle, non la crema che dimostra 20 anni in meno, ma chi se ne frega, chi vuole dimostrare 20 anni in meno, poi lo sapete che non potete mai potrete dimostrare 20 anni in meno con una crema, voi e noi possiamo solo usare un prodotto importante biologico come la crema Rimas, in soluzione all'80% di bava di lumaca, quindi allantoina, collagene, elastina presenti all'interno, sono i mattoni della nostra pelle, olio di argan, burro di karité, aloe vera, acido ialuronico. Parliamo di una formulazione straordinaria. Usatela adesso che in primavera prurito, psoriasi, dermatiti, cuperose, rughe, scottature dopo un giorno di sole, abrasioni, prima di andare a letto. Mettete sul viso la nostra crema Rimas. Davvero capirete dopo poche applicazioni che sarà la vostra pelle a farvelo capire, più elastica, colorito più sano, il prurito. Insomma, la nostra crema Rimas questa mattina è in offerta a 35 euro. 35 euro. Come? 35 euro. E il trasporto non c'è. Trasporto gratuito stamattina in tutta Italia. Non lasciatevi scappare l'occasione. Chiamate 030 68 44 08. Crema alla bava di lumaca eudermica biologica Rimas per le pelli più sensibili e più delicate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il Caprotti era anche amministratore di una società ENEF, che sta per Ente Incremento Coltura del Nocciolo e Foreste, fondata da Michele Ferrero, quello della Ferrero omonima, no? Della casa dolciaria di Alba. E tra gli altri componenti del consiglio di amministrazione di questa società che pubblica Lotta Continua ci sono figure molto interessanti. Presidente del consiglio di amministrazione Noele Malacria, che è la figlia di Augusto, autista del delitto dell'onorevole Matteotti, che non c'entra proprio nulla con la sinistra di Lotta Continua. Esponenti della finanza internazionale, gente che ha a che fare con società offshore panamensi, società anonime svizzere e via dicendo. Insomma, un conglomerato molto interessante dietro a questa vicenda. Tutte persone, perché in realtà la sinistra, non è vero che solo a sinistra, anche la grossa finanza guarda a sinistra. Specialmente la finanza offshore, quella sì che guarda a sinistra. E Andrea Caprotti è membro del consiglio in rappresentanza di una finanziaria svizzera anonima, la Tramofin, no? Che aveva investito in Cile prima del golpe.
il figlio di Andrea, Alberto Caprotti, è membro del consiglio anche lui, no? E alla fine diventa amministratore in sostituzione del padre. Quindi tutta gente che anche in questo caso, non solo Cunningham, ma anche questi qui, quelli di Grotta Continua, non li conoscevano, non sapevano chi fossero. Desumo, avvocato Tant'è vero Cimatti. che in tutti i libri di Lotta Continua non si parla mai di Caprotti. Ecco, Aldo Cazzullo, che ha scritto la storia di Lotta Continua, non ne parla. No. Perché, secondo lei? Ma perché io sono sicuro che lui sia in buona fede, sono sicurissimo che sia in buona fede, perché non gli hanno parlato. Non Come gliene fai a hanno- dire che uno dei fondatori poi è finito a diventare il braccio destro di Roberto Calvi oppure insomma, di dittatori in Centro America? È meglio non dirlo. I Oppure Caprotti in questo trafficante di caso. armi. Che? I Caprotti in questo caso, no? Sì, il figlio. Mm. Ma comunque Alberto. anche sì, no, sì, Alberto, però ho scoperto che che il figlio di Alberto, quindi il nipote di Andrea, continua a gestire le proprietà del padre in Perù e in Nicaragua nel 2025, come niente fosse. Ecco, sicuramente lei scrive nel libro, Cimatti, sono esistiti fascicoli su queste due figure, Alberto Sì. e Andrea Caprotti, no? Però presso l'allora Dipartimento Affari Riservati, Umberto Federico D'Amato, no, sono scomparsi, e lei lo scrive tra virgolette scomparsi, che vuol dire? Beh, chi ha studiato meglio di me la strage di Piazza Fontana, insomma, grossi storici, ha visto che nell'archivio, appunto, quello Russomanno e D'Amato, ci sono dei vuoti spaventosi. Per esempio, non c'è nulla sull'omicidio Calabresi, non c'è nulla sulla strage di Piazza Fontana. Lì è evidente che, come dire, che il tempo ha fatto sparire dei determinati documenti, poi insomma, come dire. Ok, su questi due so per certo che ci fossero, ma allora il Ministero degli Interni non ha versato nulla all'Archivio Centrale dello Stato, no? Non c'è nulla. Ma una cosa divertente del figlio Alberto Caprotti, che nel 75, quando fu fermato in relazione alle indagini sulla fuga di Renato Curcio, gli trovarono nell'agendina il numero di casa di D'Amato e il numero di casa del colonnello Pace, che era uno dei vertici del SID. Io mi immagino i poliziotti della Digos che quando lo fermarono, pensando di avere a che fare con un terrorista, si trovano questi Con il numero di poverini. D'Amato e il numero del collaboratore del generale Miceli, il capo insomma, del come SID. dire, lì capisci? Oltre che il numero della mamma di Sofri, di Adriano Sofri. Sì, o meglio, sì, che poi era perché lì lui, Sofri, Adriano, ha sempre dato negli anni quell'indirizzo qui a Monteverde Nuovo. Dopodiché Caprotti, come lei ricordava, emigrerà in Nicaragua, diventerà uno degli uomini di fiducia di Roberto Calvi, gestirà società offshore e, come lei ha documentato, gli eredi Caprotti gestiscono ancora 3 società oggi, nel 2025, fondate a suo tempo dal papà. Tutto questo era il milieu, diciamo, cultural finanziario e anche politico, da cui germina Lotta Continua. Si può dire così, avvocato, o dico una fesseria? No, è così. Beh, io 2 anni fa ho pubblicato un libro appunto sul processo. Mi ha sorpreso molto vedere che Lotta Continua, che accusava Calabresi di essere servo della CIA, venne stampato da una tipografia gestita da un neofascista, sì, insomma, mettiamo da una persona che la polizia stimasse neofascista e che fosse posseduta al 95% da una società fiduciaria svizzera, quindi una società fiduciaria svizzera che pubblicasse da una parte Candido, che non era certo di sinistra, e dall'altra di Pisa, Lotta Continua. Insomma, anche lì, cioè, ecco, lì mi ha fatto molto. Io 2 anni fa ebbi dei dubbi su quella campagna di Lotta Continua. Ora la proprietà della stamperia mi pone molte domande, insomma. So se mi spiego. Lei sta parlando della Rotograph, giusto? Esatto, sì. Che praticamente aveva un editore neofascista
Giuseppe Ponzoni, un socio di maggioranza col 95% delle quote, la società Finpress Anstalt, che è una società anonima svizzera. Sì, insomma, come dire che è una società fiduciaria Ecco, svizzera. e diciamo che tutte queste cose erano conosciute da Sì, chi non doveva è... conoscerle, perché Ma l'ufficio politico della sì, Questura di Milano, tra l'altro lei dice un'altra cosa interessante, scrive e documenta, per ragioni mai chiarite e nemmeno approfondite, l'ufficio politico della Questura di Milano per prassi inizia una prassi extra legem, fuori dalla legge, di informare, tra virgolette, il ministro dell'Interno di tutto ciò che riguarda le denunce e, diciamo così, le eventuali iniziative anche giudiziarie che riguardano il periodico Lotta Continua, diffamazioni e cose simili. Una prassi completamente oltre la legge, no? beh, io non credo che il ministro degli interni abbia una competenza, poi non stiamo parlando di rapina, omicidi, ma insomma di diffamazione che insomma è un reato magari per voi giornalisti è scocciante, però insomma nell'economia del processo penale insomma non direi, quindi, ma soprattutto non ha competenza, non è centralino, cioè insomma non ti capisce perché il capo della polizia Vicari scriva al ministro abbia fatto un'altra denuncia, ma cioè, a me che me ne frega, insomma non è una competenza, non è questo, cioè quindi perché? E questo nessuno ha mai spiegato perché il capo della polizia per 30, 40, 50 volte ha scritto al ministro degli interni abbia fatto denuncia, ma perché? O meglio, forse il perché lo possiamo immaginare, ma non è una competenza, appunto, come ha detto lei, gerarchica, extra. Ecco, altra cosa strana, interessante, che lei Non so documenta. se mi spiego. Sì, 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 certo. Poi io voglio chiedere anche naturalmente il suo punto di vista a Felice Manti che ha letto il libro. Però altra cosa che io elenco i fatti che lei racconta e i documenti. Fra maggio e novembre del 1971, Lotta Continua gode di un altro contratto commerciale che lei non esita a definire inspiegabile. Sto parlando del rapporto fra Lotta Continua e la società per azioni Gestetner, no? Per la vendita di un centinaio di macchine ciclostili a un prezzo scontato con meccanismo di comode A rate. rate. Comode rate. Ecco, la Gestetner è in mano a tutti i cittadini stranieri, anche di un certo interesse, che non si capisce per quale motivo debbano fare favori a Lotta Continua. Lei l'ha capito perché? Probabilmente perché erano solidali col pensiero rivoluzionario di Lotta Continua. È così. In realtà il grosso capitale inglese in realtà non è vero che sia ostile al movimento di affrancazione. Cioè, è Nel, bizzarro, nel mettiamo se- bizzarro. nel settembre dello stesso anno del 71, il nostro Cunningham, amministratore del Rome Daily News, informa i lettori che il quotidiano viene venduto niente po' di meno che a Michele Sindona, su cui lei ha scritto un altro libro. E secondo fonti, in questo caso ufficiali italiane, del Dipartimento Affari Riservati del Ministero dell'Interno italiano, su pressione di un gruppo mafioso americano, con l'ex generale Sori Smith, un altro nome interessante, che diventa direttore responsabile del periodico. Insomma, lei dice qua è chiaro, par di capire, che Cunningham era più utile come editore di Lotta Continua che non come amministratore di questo giornale, che peraltro non finisce a uno qualunque, finisce a Sindona, con un direttore responsabile che è molto interessante, lascio a lei dire chi è, Sori Smith. Però apro un piccolo... Sì, Marco Pannella già dal maggio del 70 sì, pubblicava con Cunningham, con lo stesso che era, editore, Notizie esatto, Radicali. che era dal maggio del 70 fino a settembre era anche l'editore appunto del Rome Daily American. Poi dopo, quindi lo stesso Pannella che nel 70 fu anche direttore responsabile di Lotta Continua. Comunque, allora, Story Smith è un personaggio, un generale dell'aeronautica, 4 stelle, decorato 3 volte, ex addetto militare a Saigon, a Roma, e che poi a un certo punto scopre la passione per il giornalismo in Italia. Quindi viene inviato a Roma, ma non era 80 anni, aveva 61 anni, quindi insomma
non era decrepito o così, insomma. Quindi, e di fatto è colui che firma il giornale di Sindona. Poi nel 78 Cunningham, in una famosa intervista a Panorama, appunto quella che lei ha citato, disse che il Dipartimento di Stato avesse fregato la CIA, e quindi disse questo. Ecco, sta di fatto che in questi anni, qui, 71-72, lotta continua diventa un movimento economicamente molto florido. Anche se non si capisce da dove arrivino i soldi, si capirà mai, no? Avvocato Cimatti, non si capirà mai. Loro hanno detto, e in parte è comprovato, cioè è vero, che in questo furono molto bravi, un po' come anche il PC, che fecero spesso delle campagne, tanti scrittori, giornalisti, lo stesso Fellini, attori diedero molti soldi, ma non così tanto da poter permettere. Cioè, veramente mostrano l'opinione, la migliore. E Gianmaria Volonté diede molti soldi a lotta continua, appunto ripeto Fellini, poi anche, dicono anche addirittura Antonioni, quindi insomma ci fu un grosso movimento, Bobbio, vabbè che il figlio era uno dei vertici di lotta continua, però insomma ci fu un movimento culturale, però non così tanto, perché insomma, un po' difficile pensare che Fellini e Pasolini tenessero in piedi le casse di lotta continua a quei livelli di organizzazione, perché, no? O no, perché, Felice? diciamo, le cifre diciamo, del costo vivo il settimanale lotta del periodo di lotta continua ce li dà i servizi, il Viminale, che stima in circa 1 milione di lire al giorno il costo oggettivo per tenere in piedi un giornale del genere, senza contare tutta una serie di spese vive a carico di diciamo, giornalisti, dipendenti, per pranzi, cene, quindi parliamo veramente di cifre enormi per il tempo. Uno dei protagonisti, diciamo, delle vicende narrate da Cimatti dice fondamentalmente che in quegli anni in Occidente muoversi come giornalista gli dava molte più possibilità, proprio perché era il classico ruolo ibrido in cui tu puoi entrare e avere a che fare con magistrati, poliziotti, servizi, intelligence, terroristi, senza temere, diciamo, in qualche modo di essere tacciato di essere un collaborazionista o meno, perché tu di fatto indossavi la divisa da giornalista e potevi, diciamo, intrufolarti in questi ambiti. Quindi anche sono gli americani che teorizzano lo strumento del giornalista come infiltrato perfetto, no? Nei giornali e nelle vicende, diciamo, quotidiane. L'altro elemento su cui si potrebbe fare un ragionamento, sono in redazione, purtroppo stiamo lavorando, non siamo come lotta continua, noi dobbiamo produrre un prodotto che si chiama giornale, che serve anche a fare telefonate rumorose. L'altro elemento interessante che porta lotta continua e lo lega all'America, non tanto al Sud America come questa vicenda, ma al Nord America, è la vicenda della BNL. Ecco, poi ci arriviamo. Anche quello è molto interessante. Ci arriviamo, Felice. Quello è un altro elemento di ragionamento, perché dobbiamo anche ricordarci che non era come adesso, in cui le banche teoricamente sono lontane dal gioco della politica. Allora le banche erano di fatto occupate in qualche modo anche dai partiti politici che ne gestivano la governance, e nello specifico la BNL era una delle banche considerate in quota Partito Socialista. Certo, nerionesi. Quando ci arriviamo sarà interessante ricostruire tutta la vicenda. No, perché è molto densa di nomi anche questa ricostruzione. Arriviamo anche alla BNL, ad Atlanta, nerionesi, al Partito Socialista. Però prima volevo scorrere rapidamente tra i finanziatori di lotta continua, lo dicono i servizi segreti e le indagini dell'Ufficio Affari Riservati, no? Avvocato Cimatti, si fanno nomi piuttosto interessanti tra i finanziatori del movimento di lotta continua. Per esempio, non i registi che dicevamo prima, Fellini e Pasolini, ma imprenditori del calibro Sindona a parte, che viene citato anche lui come finanziatore, gruppi industriali, imprenditori e, per dirne un paio, Giampiero Pesenti, cioè Italcementi,
e Nino Rovelli, tramite il deputato socialista Giacomo Mancini. Nino Rovelli non ha bisogno di presentazioni. Le intercettazioni di questa vicenda, Mancini, Rovelli, lotta continua, vengono poi rinvenute in un'indagine del 2000 a casa dell'ex capitano dei Carabinieri La Bruna. Anche questo mi sembra interessante, avvocato. Ma nessuno ne parla e ne ha mai parlato. Però è anche vero che nessuno ha mai parlato del finanziamento al PC, che non era solo l'Unione Sovietica. Allora, secondo me, come dice insomma, Felice Manti, c'è un mondo, vi sono diversi mondi, come possiamo dire, diversi mondi che si intrecciano, e la grossa editoria, i grossi industriali hanno anche interesse a intervenire per fare delle campagne oppure per muovere in questo senso, voglio dire, se conviene. E nel caso allora, i nomi che ha fatto lei erano tutte persone più o meno vicini a Giacomo Mancini, che pace all'anima sua, che insomma è famoso per essere stato, come dire, un politico che ha fatto molte campagne, e in queste sue campagne chiedeva come dire, degli aiuti, ecco, a degli industriali. Certo. Non so se mi spiego. Certo. C'è un altro aspetto prima di arrivare alla BNL di cui sopra che le chiedo velocemente di commentare, avvocato Cimatti, anche perché ci stiamo addirizzando verso l'ora e il nostro termine temporale si conclude. Ma volevo citare anche un altro passaggio che vede la vicenda della tipografia di lotta continua in via Dandolo a Roma, in qualche modo collegarsi col rapimento di Aldo Moro. Tramite che cosa? Un'automobile di un brigatista rosso coinvolto più o meno direttamente nel rapimento Moro, ma comunque coinvolto, che viene trovata davanti all'ingresso della stamperia di lotta continua. La vicenda è connessa all'operazione... No, all'epoca non era più di lotta continua, lì nel 78 non c'era più lì perché si era trasferita, però restava ancora agli uffici di lotta continua. Ecco, tutto questo è connesso all'operazione Enrico Triaca, 17 maggio 78. Chi è questo Triaca? È un prestanome della tipografia delle Brigate Rosse, tra l'altro in società con un fascistone, verrebbe da dire, di primo livello, cioè l'ingegner Gino Carpi, che fu colui che edificò la via dei Fori Imperiali, la via dell'impero, per Benito Mussolini, no? Per il decennio del fascismo. Quindi la CIA a sua insaputa, lottando contro le SIM, pagò l'affitto della sua tipografia a un fascista vero. Però io ho parlato con Triaca, lui mi ha detto che loro non sapevano niente. Vabbè. Con soldi provenienti dal riscatto del rapimento di un industriale di Genova, no? Una parte di questi soldi poi viene utilizzata dal brigatista rosso Mario Moretti per acquistare un immobile adibito a abitazione del personale della tipografia. Certo che queste tipografie avevano dei ben strani giri di interessi in quegli anni. E infatti questa è una cosa molto strana, che il braccio destro di Enrico Triaca, Antonio Marini, aveva il covo a Piazza, non so se voi conoscete Roma, Piazza Ernerio, sta sopra il Vaticano, Aurelia, e invece la tipografia stava a Monteverde Nuovo, a via Pio Foà. E invece il 18 maggio la Digos trova la macchina di questo Marini a via Dandolo, che rispetto al covo a 4 chilometri e rispetto, forse quasi 5, rispetto alla tipografia 3,5, e nessuno ha chiesto ma che ci faceva? Perché? No, non se ne chiede niente a nessuno. Altra vicenda, perché questo libro è pieno di storie interessanti, poi saranno i lettori quando verrà pubblicato, e se verrà pubblicato, a rendersene conto. Il nostro amico Cunningham nell'82 convoca un'assemblea, o meglio, Cunningham ritorna in un'altra storia perché viene convocata un'assemblea straordinaria di una società che si chiama Doremi, che diventa Daily American Publishing Company Group, nella quale ha, diciamo, interessi il nostro Cunningham, l'editore di Lotta Continua e uomo CIA. Questo però è il figlio. Sì. Il figlio. In ogni caso, amministratore di questa società è un tale che poi farà fortuna perché diventerà un boss delle produzioni televisive, fiction e prima ancora del Festival di Sanremo, Carlo Andrea Bixio.
La società si chiama Publispay, quella che acquisterà il 50% della società, in realtà fondata da Gianni Ravera, gestisce il Festival di Sanremo. Bixio fonda poi una delle più importanti case di produzione televisive che arriva fino ai nostri giorni, con le fiction di Cesaroni, Un medico in famiglia, eccetera. E tra l'altro la figlia di Carlo Andrea Bixio Verdiana nel 23 produce il documentario Lotta Continua sulla base del libro di Aldo Cazzullo di cui parlavamo prima. La cosa interessante è che Bixio, nella gestione della DAPCO di Cunningham, viene sostituito dall'avvocato Anselmo Crisafulli, che è uno degli storici avvocati della mafia siciliana. Ecco, diamo un'interpretazione a tutto questo, avvocato. È difficile, è difficile. Allora, documenti anteguerra attestano che questo Anselmo Crisafulli fosse legato già prima della guerra al Dipartimento di Stato. Subito dopo la guerra lui interviene in favore di alcuni fascistoni, mettendo in mezzo l'ambasciatore americano Kirk a Roma. Quindi l'impressione che fosse un professionista con delle conoscenze oltreoceano e che si fosse specializzato, come dire, insomma, nella difesa dei mafiosi. È bizzarro, io non mi spiego, o meglio, sicuramente era un uomo fidato dell'America, questo Anselmo Crisafulli, e nel momento, perché questa società, la Tapco Group, ebbe il compito di concludere l'operazione. Comprò da coloro che avevano fatto fallire il dell'American di Sindona il giornale e chiuse tutte le attività. Quindi lo scopo di questa società era di chiudere l'operazione. Nell'82-83 l'operazione doveva concludersi e quindi creano questa società che infatti ebbe una vita molto breve solo per completare tutto, far sparire tutto. E poi però da lì si sviluppa una storia interessante e di successo, tutto sommato. Io come dire, è difficile credere che Bixio non sapesse chi fosse questo Anselmo Crisafulli, come non sapesse che fosse Cunningham. Però nessuno gli ha mai chiesto, come nessuno ha mai chiesto alla figlia i legami. Cioè questo... Allora, per tornare invece all'altro capitolo, una nota con la dicitura riservatissimo, 19 febbraio del 79, De Lucigos racconta che Lotta Continua tramite il deputato Fabrizio Cicchitto, che anche lui sarà un piduista come si scoprirà dopo, oltre che poi diventa esponente di Forza Italia come tutti sanno, ottiene Lotta Continua un forte prestito dalla Banca Nazionale del Lavoro con interessamento del presidente socialista Nerionesi. Che poi finì in rifondazione comunista. Tra l'altro, sì, negli anni 2000. Esatto. In relazione a questo prestito, che non era peraltro garantito se non da garanzie scarse, quelle dei 5 soci della società di giornalisti, della cooperativa di lotta continua, insomma, la Banca Nazionale del Lavoro poi ci perde alla fine della fiera, anche se si ignora se abbia agito nei confronti dei 5 soci, perché era un prestito, diciamo, molto amichevole, quello dato dalla BNL. Beh, non solo dalla BNL, perché la stessa cosa fece anche il Banco di Santo Spirito. Anche certo. lì. Vabbè, lì c'è una storia ancora più squallida, Banco di Santo Spirito. Abbiamo tempo? No. Sì, abbiamo ancora qualche minuto, sì, certo. Allora, nel 74 degli eredi di un imprenditore ubero che stava fallendo chiedono un mutuo al Banco di Santo Spirito per pagare i debiti, però affittano in nero quello che poi affitta in nero 2 piani a quella che diventerà 2 anni dopo la stamperia di Lotta Continua. Nel 77, quando il Banco di Santo Spirito concede un altro credito a questi imprenditori, però con garanzia ipotecaria del 15%, contestualmente presterà a Lotta Continua altri soldi, però senza garanzie reali. Quindi all'imprenditore
con ipotecario il 15% e a lotta continua senza garanzie reali. Allora, Come dire, non so che dire. dobbiamo essere molto sintetici perché abbiamo pochi minuti, però anche la conclusione dell'avventura di lotta continua della sua tipografia 15 giugno è piuttosto interessante perché si verrà a scoprire che ci sono debiti verso l'INPS, cioè non sono stati pagati i contributi ai lavoratori e ai giornalisti, comportamenti antisindacali, il curatore fallimentare, il primo, diciamo, che poi verrà sostituito dal piduista, dal pensionato statale Crupi, che lei documenta non aveva nemmeno le qualifiche per fare il curatore fallimentare, però insomma il primo curatore fallimentare documenta che l'asse fallimentare è stato manomesso, i contributi non pagati, il comportamento antisindacale, perché quando scioperano i tipografi lotta continua non si fa problemi a farsi editare da altri, insomma una quantità di cosette interessanti. Felice, chiamo in causa anche te, perché stiamo per arrivare alla conclusione, interessanti ma mai raccontate. E tutti questi debiti rimangono in capo a chi poi? Perché lotta continua finirà con un debito mostruoso. Peraltro i giornalisti a cui non sono stati pagati i contributi, quelli importanti, fanno un sacco di carriera, perché ce ne sono, lei li elenca, insomma li conosciamo tutti i giornalisti di lotta continua che hanno fatto un carrierone. Marco Boato ha fatto il politico, Luigi Bobbio era il figlio del senatore, Gianfranco Bettin, Andrea Casalegno, Massimo Carlotto, scrittore, Enrico De Aglio, Henry De Luca, Carlo Donat Catten, Franca Fossati, Paolo Hutter, Paolo Liguori, Leonello Mancini, Sole 24 Ore, via dicendo, Giampiero Mughini, e mi fermo qui perché ce ne sono tanti altri. Interessante, no? Lascio un ultimo commento sia all'avvocato Cimatti che a Felice Manti. Dai, Felice. Allora, guarda, sono tutte coincidenze, nel senso che ovviamente noi non abbiamo la certezza che questi soggetti fossero perfettamente a conoscenza di tutte queste dinamiche, diciamo, editoriali e imprenditoriali. Poi noi giornalisti siamo un po' leggerini sul denaro, a noi basta che anche in quegli anni probabilmente c'era molta più tranquillità anche rispetto no, alle questioni strettamente finanziarie, perché noi giornalisti alla fine poi è un mestiere meraviglioso, raccontiamo le cose, ci pagano per fare una cosa che ci diverte, quindi immagino che tanti colleghi non sapessero fino in fondo come andavano le cose. Resta certamente il fatto che quella scuola di giornalisti ha poi, diciamo, lanciato una genia di colleghi molto bravi e molto preparati e molto influenti, che hanno certamente condizionato anche il dibattito pubblico e il dibattito politico in questo paese. Però voglio dire, chapeau per loro, perché evidentemente la selezione che è stata fatta di questi soggetti è stata talmente interessante da, diciamo, sfornare una serie di teste pensanti, Il tutte meglio, all'altezza, il no? meglio del meglio. Tutte all'altezza, diciamo, del ruolo e dell'incarico che stanno onorando in questi anni, poi con idee diverse, per carità, è tutto legittimo, per carità. Ricordo anche quando ci furono tutti i processi a Sofri, ci fu un profondo coinvolgimento di tutti questi soggetti, di questi giornalisti, che anche da destra e da sinistra, perché poi sono confluiti un po' dappertutto, si sono mossi all'unisono contro la condanna di Sofri, Bonpressi e Pietro Stefani, che ritenevano ingiusta per come era nata. D'altronde anche il generale Delfino, che ha raccolto il pentimento di Leonardo Marino, non era, diciamo, non passerà alla storia per essere un ufficiale dei carabinieri così trasparente, perché verrà coinvolto in vicende che riguardano anche per esempio l'Andrangheta, i suoi rapporti con i sequestri e questioni legate al... Ecco, abbiamo un minuto, Felice. La cosa interessante è che questa vicenda tocca appunto anche la BNL di Atlanta, che poi si scoprirà essere l'epicentro di una serie di finanziamenti a paesi stranieri come l'Iraq e di Saddam Hussein, in chiave ovviamente anti-Iran. Per cui tutto quello che è emerso da questo carteggio ci fa pensare che certamente gli americani sono stati così bravi da orchestrare questa operazione economico, politico, giornalistico, finanziaria per condizionare la politica italiana in quegli anni, riuscendoci, vantandosi anche di questo genere di successo e di questo genere di performance. La verità su queste vicende ovviamente è scritta, è inevitabile, ed è quella che emerge dal carteggio di Cimatti. Spero che in questi giorni, dopo la pubblicazione sul giornale, ci possano essere delle reazioni a queste scoperte che ha fatto il dottor Cimatti. Penso che anche che alla pubblicazione del libro seguiranno evidentemente altre ripercussioni e altri ragionamenti, e comunque
è opportuno fare luce, anche perché chi si sente protagonista di quella vicenda e pensa di essere, diciamo, estraneo a certe accuse, a certi coinvolgimenti, è giusto che dica la sua, che dica e ci racconti dal suo punto di vista cos'era stata la lotta continua per loro e cosa rappresenta anche dal punto di vista editoriale, perché poi alla fine siamo giornalisti e raccontiamo le cose che noi Ecco, vediamo. volevo chiudere dicendo che le tipografie di Cunningham, l'uomo CIA, di Lotta Continua e di tanti altri verranno poi alla fine acquistate dalla comunità di Sant'Egidio, no? Tanto che lei Cimatti fa anche una notazione ironica su Chiudiamo il questo. cerchio, veniamo ai fatti di oggi. Ecco, esatto. Perché il suo libro non viene pubblicato? Poi ci salutiamo perché siamo già oltre il tempo, avvocato Cimatti. Secondo lei? Perché è scritto male, in un pessimo italiano, dai. Ecco, perfetto. Allora ci troviamo su questo punto. Io ringrazio l'avvocato Ivano Cimatti, ringrazio Felice Manti, ma torneremo a risentirci, avvocato, per puntualizzare alcune cose degne di nota. È stato un piacere parlare con voi. Grazie, ciao. Avete